quel momento, ci parli di questo momento. Bellissimo, bellissimo, però sono senza fiato. Cosa si è approvato in quegli attimi? Fatica soprattutto, però è comunque una bella sensazione. Portare il santo qui sui Devoto. Com'è andata la corsa? Bellissimo, bellissimo, puro amore, bellissimo. Allora io credo, come dico sempre ogni anno, che sia un'emozione che è proprio non accessibile dall'esterno, cioè solo chi la vive, chi ci cresce, chi è tradizionalmente legato a queste tradizioni può capirla, non è tanto accessibile dall'esterno molto probabilmente. Il momento della corsa, come viene vissuto? Cosa provi in quegli attimi? Guarda, quello che si prova è tante emozioni, oddio, sono tante le emozioni contrastanti, anche la paura, no? Perché comunque è un momento anche abbastanza pericoloso, però poi cioè, tu vedi anche i portatori o la gente intorno che sorride, quindi quello che provi è tanta emozione per quel momento. Ma con questo tempo particolare, un po' avverso, è ancora più bella, più emozionante. Vedere i portatori sfidare anche le intemperie con questa passione veramente profonda è un'emozione molto particolare, molto intensa. Abbiamo intervistato i portatori adesso, dopo la corsa, una emozione e una fede infinita. Una fede infinita, e oggi hanno detto bene in chiesa, dobbiamo ringraziare soprattutto chi ha saputo far avvicinare i giovani militellesi alle nostre tradizioni affinché possano rimanere vive ancora per molti anni. Militello è questo, è arte, storia e tradizioni scalfite nel cuore di ognuno di voi. Assolutamente sì, c'è gente che lascia qualunque cosa pur di partecipare alla processione, non solo quella del 25 agosto dove bene o male siamo tutti in ferie, ma anche quest'anno, nonostante il maltempo, un giorno feriale lunedì, la chiesa era gremita, la piazza è gremita, e questo testimonia l'attaccamento dei militellesi alle nostre tradizioni ed a San Biagio. Prego,